Buongiorno, benvenuti a TG Sicilia, le principali notizie. Palermo, forse una partita di droga non pagata dietro la sparatoria di ieri. Gambizzato un uomo. Nel capoluogo ostaggio dei violenti si fatica a restituire sicurezza a turisti e cittadini. Ancora da definire l'aumento dei presidi fissi delle forze di polizia in centro. Via al concorso per 100 nuovi vigili, ma ne occorrerebbero molti di più. Sicilia bollente, Palermo oggi in testa con il bollino rosso, incendi ieri in numerose province. A Modica le fiamme in un vivaio hanno seminato il panico in contrada San Filippo. Nemmeno il caldo però ferma chi è in giro alla scoperta della Sicilia. Siracusa fa il pieno di turisti, tra tuffi al mare a Ortigia e bevande e frutta e ristoratrici in città. Palermo, vertice del centrodestra nel pomeriggio in regione per la caccia ai franchi tiratori che hanno fatto saltare la riforma dei consorzi di bonifica. Intanto le campagne restano assetate, rabbia tra gli agricoltori e i sindacati. Catania, controffensiva dell'amministrazione contro gli allergici alle regole. Via Ungaretti, ridotta per anni a discarica abusiva, sottoposta ora a un massiccio intervento di bonifica. Protesta della CGIL contro l'eterna incompiuta, l'autostrada Siracusa-Gela. Adesso mancano i finanziamenti per il nuovo tratto fra Scicli e Ragusa, che invece è pronto per essere finalmente realizzato. Teatro, l'Odissea di Omero da domani nello straordinario scenario delle Gole dell'Alcantara. Il regista Giovanni Anfuso al nostro TG, uno spettacolo che è un monito contro la guerra. Calcio, Palermo scatenato, in arrivo Bani e Palumbo. In Serie C, Catania, Trapani e Siracusa si dividono tra campo e mercato. Bentrovati, giorno speciale oggi per Sergio Mattarella che festeggia gli 84 anni e 10 anni e mezzo di permanenza al Quirinale. Il Presidente della Repubblica si riunirà in famiglia soltanto in serata per una cena con i figli e i nipoti. Lorena Dolci. 84 anni ben portati e un Quirinale da record, 10 anni e oltre 6 mesi di permanenza al Colle, unico presidente dopo Napolitano a ricoprire un secondo mandato nonostante l'iniziale riluttanza. Sergio Mattarella festeggia oggi il suo anniversario, in serata una cena in famiglia con i figli e gli amati nipoti, ma solo dopo aver assolto gli impegni di lavoro. Amatissimo dai suoi concittadini, il siciliano Mattarella resta un punto di riferimento per il paese. Il suo equilibrio e i toni pacati mitigano un po' il vento dell'antipolitica. Anche quest'anno nel discorso di fine anno l'appello alla coesione, alla misura. Tra qualche giorno le vacanze fra la tenuta di Castel Porziano e l'Alto Adige, meritato riposo dopo un anno complesso per le crescenti tensioni internazionali. Fino a ieri al Quirinale ha incontrato una delegazione della NATO. La lezione del Novecento, diceva a giugno, sembra pressoché dimenticata. Sempre forti gli interventi contro la mafia che gli uccise nell'80 il fratello Piersanti, presidente della regione siciliana, in un delitto dai contorni ancora poco chiari. Un anno segnato anche da un breve ricovero risolto con l'installazione di un pacemaker. Al presidente, tornato in perfetta salute, gli auguri di tanti esponenti politici, a cui si aggiungono anche i nostri. Tanti auguri, Presidente. Auguri speciali, Presidente, da tutti noi siciliani. E adesso le notizie da Palermo anzitutto. Potrebbe esserci una partita di droga non pagata dietro la sparatoria di ieri nel quartiere Bonagia. La vittima, un uomo di 54 anni, è stato ferito alle gambe. Marco Gullà. I residenti, sentendo i colpi di pistola, hanno immediatamente chiamato la polizia. Ben 10 colpi sparati. Ad avere la peggio, un uomo di 54 anni, Salvatore Faia. Bonagia, periferia di Palermo, si torna a sparare. L'uomo ha riportato varie ferite alle gambe ed è ricoverato nel reparto di ortopedia dell'ospedale civico. Non è in pericolo di vita. Dietro alla sparatoria che ha scosso il quartiere palermitano potrebbe esserci un regolamento di conti, una partita di droga non pagata. L'uomo per quasi tutta la notte è stato segnalato
consentito dagli agenti di polizia per cercare di risalire alle cause del ferimento e all'autore o agli autori dell'agguato. Essendo pregiudicato e avendo anche precedenti per spaccio di droga, la pista privilegiata in questo momento dagli investigatori è proprio quella che porta agli stupefacenti. Subito dopo l'agguato, alcuni residenti hanno chiamato immediatamente la polizia. La scientifica è stata al lavoro fino a tarda notte per scovare altri dettagli utili alle indagini. Restiamo a Palermo, un piano sicurezza ancora in predisposizione e 100 vigili urbani in più, ma probabilmente solo da settembre. Nella Palermo ostaggio dei violenti, il sindaco Lagalla si prepara a riferire domani in Consiglio Comunale, parlerà delle decisioni che dovrebbero essere prese e ratificate oggi in prefettura. Maglio Viola. Da una parte un nuovo piano sicurezza da definire in prefettura con l'aumento dei presidi fissi nel centro storico, dall'altro operazioni ad alto impatto delle forze dell'ordine che si susseguono ma colpiscono più i commercianti che i violenti. Nel mezzo il via al concorso per assumere 100 nuovi vigili urbani in una città che avrebbe bisogno forse di 1000 uomini in più per controllare il territorio. Nella Palermo ostaggio dei violenti che attaccano tanto i locali quanto i turisti, a volte per il semplice piacere di picchiare, si tenta di correre ai ripari. Per il ministro Piantedosi, venuto in città per il 19 luglio, l'esercito c'è già, ma il ministro si riferisce all'operazione Strade Sicure, 640 militari divisi fra tutte le 9 province dell'isola, senza compiti di pattuglia e nemmeno poteri di pubblica sicurezza. Insomma, l'effetto deterrente dovuto alla loro presenza in giro non si vede proprio. E il sindaco di Palermo, Roberto Lagalla, assediato dai problemi della città, rischia che proprio l'allarme sicurezza lo travolga. Domani alle 12 riferirà in Consiglio Comunale sulle prossime mosse, ma ieri, prima di questo passaggio, ha riunito la sua maggioranza per cercare di fare quadrato. Se Roma non viene in aiuto sarà difficile far sciamare questo senso di insicurezza diffuso e nonostante l'ordine pubblico non sia in capo al primo cittadino, resta lui il front office della città. Sicilia bollente con Palermo oggi in testa con il bollino rosso. Ieri incendi in numerose province. A Modica le fiamme in un vivaio hanno seminato il panico in contrada San Filippo. Vediamo con Veronica Barbarino. Ancora sotto la morsa del caldo estremo la Sicilia, con la colonnina di mercurio che nelle prossime 48 ore non accennerà a scendere, con temperature al di sopra della media. Palermo da bollino rosso secondo il bollettino del Ministero della Salute. Catania e Messina invece sono da bollino giallo. Per l'emergenza caldo anche la sanità pubblica ha messo in atto piani di prevenzione di prossimità con campagne di informazione per assistere gli anziani, i fragili e i lavoratori impegnati nei cantieri e nelle campagne. Sul fronte incendi resta l'alert della Protezione Civile. Escludendo Trapani e Ragusa, il resto dell'isola ha visto bruciare nelle ultime ore centinaia di ettari di macchia mediterranea. Così come a Modica, qui nelle immagini, le fiamme in un vivaio hanno seminato il panico in contrada San Filippo, chiedendo il dispiegamento di 13 mezzi dei vigili del fuoco con 25 operatori e 2 squadre di volontari dei forestali. Complice il vento, gli incendi sono divampati anche nel palermitano. 9 sono stati registrati nel catanese, 3 nell'agrigentino, 2 nel nisseno, 4 nel messinese, 3 nell'ennese e 1 rispettivamente a Ragusa e Siracusa. Resta il monito del direttore della Protezione Civile Cocina, che ha definito i roghi colposi o dolosi nella maggior parte dei casi. Secondo le previsioni, un primo calo termico potrebbe arrivare domenica, con l'ingresso di correnti più fresche da ovest, che riporteranno alla normalità stagionale spazzando via l'afa. E vediamo ancora come i siciliani e i turisti affrontano la calura. Questa volta andiamo a Siracusa con Francesco Aloi. Forza che fa caldo, venite all'ombra, si sta occupando. Siamo nella settimana forse più calda dell'estate, lo si urla al mercato, lo si percepisce ovunque. Diciamo che oggi è un po' più ventilato forse rispetto agli altri giorni, però sempre il caldo è costante. I rimedi per resistere al caldo sono sempre gli stessi. Un po' di acqua fresca, un po' di ghiaccio e non pensarci. Bevendo molta acqua e degli integratori a base di magnesio e potassio. Restando a casa con l'aria condizionata dalla mattina alla sera. E sulla tavola non possono mancare frutta e verdura. Io mi cibo di frutta e di verdura. No, anche le proteine, però con il caldo si può mangiare solo frutta. E il pesce, poi per il resto le carni quasi niente. A Ortigia i turisti ne approfittano per gustare un seltz ghiacciato. Freschissima e buonissima, molto buona.
direi rinfrescante. Nemmeno il caldo, però, ferma chi è in giro alla scoperta della Sicilia. Abbiamo appena comprato l'ombrellone perché non ce l'avevamo e niente, tutti ci dicono di stare al mare, in spiaggia, belli al fresco, di non camminare troppo. Ma chi può va al mare per fare un tuffo rigenerante. Oggi vedremo con questo freschetto si sta veramente bene. Il mare è stupendo, si sta proprio bene. Attualità politica, vertice di maggioranza nel pomeriggio a Palermo con i capigruppo del centrodestra in regione. Parte la caccia ai franchi tiratori che ieri hanno fatto saltare la riforma dei consorzi di bonifica. Manlio Viola. All'indomani del voto che ha cancellato all'ARS la riforma dei consorzi di bonifica, la polemica impazza sia dentro la maggioranza che fra maggioranza e opposizione, ma è nel centrodestra che scoppia il caos peggiore. Un vertice fra i capigruppo della coalizione convocati a stretto giro avvia la caccia ai franchi tiratori che hanno votato nel segreto dell'urna insieme all'opposizione. I voti che cassano la riforma sono 31, ma gli esponenti dell'opposizione in aula erano 21. Inevitabilmente sono stati 10 gli esponenti della maggioranza che hanno votato con l'opposizione, ma a permettere che quel voto segreto fosse approvato erano state anche le assenze. Guardando solo a Forza Italia non hanno votato Margherita La Rocca Ruvolo, Riccardo Gennuso e Bernadette Grasso. Poi nella maggioranza è mancato il voto di Gianfranco Vigichè, ad oggi esponente fondatore di Grande Sicilia ma che resta nel gruppo misto. Risalire a chi invece ha votato ma ha votato contro è più complesso. Il clima che si respira all'ARS comunque adesso è pessimo. Fra inchieste sulla presunta corruzione, un presidente indagato che continua a presiedere l'aula, l'assenza delle mancette che negli ultimi 2 anni hanno tenuto coesi i deputati di maggioranza e opposizione, la strategia dell'ostruzionismo emerge ormai diventando chiara, così come le vendette trasversali nel segreto dell'urna. Il prossimo step è la finanziaria bis da 345 milioni di euro che deve approdare in aula in questi giorni. Secondo il cronoprogramma concordato fra Schifani e Galvagno dovrebbe essere approvata entro la prima settimana di agosto. Un calendario fitto ma difficile da rispettare in questo clima. Se slittasse la manovra, tutto l'impianto delle norme economiche di quest'anno rischierebbe di slittare di conseguenza, a cominciare dal rendiconto generale che doveva chiudere la stagione di tensioni con la Corte dei Conti e rimettere in carreggiata definitivamente i conti della Sicilia. E mentre la maggioranza va giù per i franchi tiratori sui consorzi di bonifica, le campagne restano assetate. Lorena Dolci racconta la rabbia di agricoltori e sindacati. Una riforma annunciata da tempo al centro di trattative e attesa nelle campagne assetate, ma se i sindacati confederali si sentono traditi, tirano un sospiro di sollievo altre sigle che non credevano alla riforma, denunciando la mancanza di fondi dei consorzi di bonifica. Senza un periodo di rodaggio, questi consorzi già si sarebbero indebitati dal giorno dopo dell'approvazione della stessa riforma, poiché gli impianti di redistribuzione sono sempre quelli vecchi di 60 anni a questa parte. La rete Colabrodo resta sempre rete Colabrodo, quindi nuovi consorzi sarebbero nati indebitandosi. Cresce la rabbia fra gli agricoltori che nonostante gli invasi pieni restano a secco per una rete fatiscente e la cattiva manutenzione. Questo imprenditore della piana di Catania dovrebbe, secondo turnazione, ricevere l'acqua ogni 16 giorni. E che però non sempre avviene a causa dei continui guasti che ci sono sulla rete principale di distribuzione. L'impossibilità che il consorzio ha a reperire operai e mezzi per ripristinare la rete di distribuzione stessa. Per questo ha dovuto ridimensionare gli investimenti, rinunciando alla coltivazione degli ortaggi e affidandosi solo agli agrumi. Aumentiamo il numero degli invasi nelle aziende in modo tale da accumulare acqua nella stagione delle piogge, oppure siamo spacciati e non possiamo più fare qualità. A Catania è avviata la maxi bonifica di via Ungaretti, per decenni è ridotta a discarica abusiva. Il massiccio intervento dopo le numerose segnalazioni e i nostri servizi. Tonino De Mana.
La controffensiva dell'amministrazione Trantino contro gli incivili passa anche da via Ungaretti, trasformata per anni in discarica abusiva ed ora sottoposta ad un massiccio intervento di bonifica. Dopo le tante segnalazioni dei residenti e i nostri servizi denuncia, è stato avviato un maxi intervento per rimuovere tonnellate di rifiuti che rendevano quasi impraticabile la strada, bloccando l'accesso ad alcuni terreni comunali e privati. L'incendio di maggio, che ha messo a repentaglio anche la vita di alcuni animali, è stato forse l'input per fermare l'incontrollato ed ingiustificabile abbandono dei rifiuti. Cerchiamo di restituire al nostro territorio un'area che per anni è stata deturpata da incivili che sistematicamente hanno abbandonato ogni tipo di rifiuti. È un'operazione complessa perché c'è da rimuovere tonnellate di spazzatura. Sì, tonnellate di rifiuti e in questo momento per esempio si sono accorti gli operatori che ci sono anche rifiuti speciali. Completata la bonifica c'è un altro step, forse quello più difficile, quello di evitare che la discarica torni ad essere presente in via Ungaretti. Infatti questo processo avviato oggi porta appunto a preservare questo territorio. Con il sindaco abbiamo pensato proprio a delle soluzioni anche drastiche, quelle di impedire l'accesso, telecamere e anche vigilanza da parte della polizia locale compatibilmente con le esigenze del corpo. La signora Agata, che più volte si era rivolta alla nostra redazione, tira un sospiro di sollievo. Io principalmente voglio ringraziare l'assessore Pesce perché ha preso a cuore questa situazione come in altre zone. Ringrazio voi perché mi siete stati di grande sostegno e di grande aiuto. Le bonifiche, precedute da un'accurata ricognizione, interesseranno anche Fondo Romeo, via Calliope e l'area circostante, l'istituto comprensivo Vitaliano Brancati a Librino. E intanto oggi torna l'appuntamento con il sindaco, il confronto con il primo cittadino di Catania, Enrico Trantino, in diretta su Telecolor dopo il TG alle 14.30. Per le vostre domande, segnalazioni e lamentele scrivete al numero WhatsApp 342 74 55 005 o inviate una mail a sicilia24focus@telecolor.it. Vi aspettiamo su Telecolor alle 14.30. La polizia di Catania ha sanzionato 2 ristoranti di Capomulini. Scoperte criticità, carenze igienico-sanitarie, lavoratori in nero. I titolari multati per 25.000 euro. Sequestrati 300 kg di alimenti tra pesce congelato e preparati vari. In uno dei ristoranti la forestale e i medici veterinari hanno sequestrato 100 kg di alimenti privi del requisito della tracciabilità e la mancata indicazione degli ingredienti del menù. Sospesa l'attività del secondo ristorante per gravi carenze igieniche e strutturali. Siracusa-Gela, l'eterna incompiuta, realizzati soltanto 60 km su 115. Il progetto per il nuovo lotto per le città di Scicli e Ragusa è esecutivo finalmente, ma mancano ancora i finanziamenti. La CGIL Ragusa protesta per l'inerzia istituzionale. Veronica Barbarino. La chiamano l'autostrada fantasma e l'incompiuta Siracusa-Gela. La A18 è un progetto gestito dal CAS e concepito negli anni 70 come arteria vitale di collegamento per 115 km tra le 2 città della Sicilia sud-orientale. Il completamento sarebbe dovuto avvenire nel 1973. Ad oggi invece sono stati realizzati solo 60 km fino a Modica. Il lotto successivo, quello che toccherebbe le città di Scicli e Ragusa, già oggetto di progettazione esecutiva dal 2011, rimane un miraggio. Alla base la mancanza di finanziamenti. I costi infatti sono lievitati negli anni da 350 a 640 milioni di euro. Perché dopo il definanziamento dell'opera dovuto alla distrazione dei fondi sul ponte sullo stretto, realizzato tra l'altro dalla stessa parte politica, non ci sia stato lo stesso impegno per trovare i finanziamenti. Noi chiediamo che la politica si attivi affinché la Regione, che pure aveva promesso a febbraio 2024 tramite il suo assessore Aricò la presenza di 499 milioni sul Fondo Sviluppo e Coesione, fondi adesso spariti, si attivi affinché la Regione e il Ministero avviino un dialogo e un confronto serrato finalizzato a trovare i fondi.
Secondo la CGIL, l'inerzia istituzionale rischia di far scadere le autorizzazioni ambientali e i vincoli di esproprio, con la concreta possibilità che tutta la progettazione venga vanificata. Il sindacato quindi non intende fermare la protesta fino a quando non vedrà il cantiere aperto. Teatro, un monito contro la guerra. Domani sera all'atteso spettacolo Odissea 2025 di Giovanni Anfuso. Suggestivo lo scenario, le gole dell'Alcantara. Tonino De Mana. Questo comando io, Zeus! Uno spettacolo unico e di grande attualità. A 3.000 anni da quando fu concepita, l'Odissea di Omero riemerge alle gole dell'Alcantara, nello stesso luogo in cui era andata in scena con grande successo nel 2019 e nel 2020. Appuntamento domani alle 20:30 con il regista Giovanni Anfuso, in vena di anticipazioni. Una performance imprevedibile che sfrutta tutto ciò che è sfruttabile alle gole dell'Alcantara, gli scogli, l'acqua, il fuoco, insomma, sarà sorprendente. E di nuovo se ne fece cibo. Una storia di uomini che hanno compreso come la guerra non faccia progredire l'umanità, anzi. Purtroppo le parole di Omero risuonano stranamente contemporanee. L'Odissea è un monito contro la guerra, un monito a favore dell'accoglienza, è un monito al confronto e al rapporto pacifico e civile fra gli uomini. Odissea 2025 è patrocinata dal Ministero della Cultura, dall'Ars e dall'assessorato allo spettacolo della Regione Siciliana. È il momento della nostra pausa, tra poco il calcio con il giorno dell'arrivo di Palumbo nel ritiro di Palermo e il calciomercato con al lavoro le 3 siciliane di Serie C. State con noi, vi aspetto. Calcio, questione di ore per l'arrivo di Antonio Palumbo nel ritiro del Palermo in Val d'Aosta. Fatta anche per il difensore Bani, al Genoa circa 2 milioni di euro. Marco Gullà. Oggi Palumbo, nei prossimi giorni Bani. È un Palermo scatenato sul mercato, salvo intoppi. Antonio Palumbo dovrebbe raggiungere i nuovi compagni in ritiro in Valle d'Aosta entro domani mattina per iniziare ufficialmente la sua nuova avventura con il Palermo. Visite mediche sostenute, Palumbo ha voglia di iniziare il nuovo percorso con Inzaghi. Tra venerdì e sabato la presentazione alla stampa, direttamente in ritiro. In arrivo c'è anche il difensore Mattia Bani, dal Genoa, accelerata decisiva di Carlo Osti, a fare praticamente addirittura d'arrivo. Bani lascia la Serie A per ripartire dal Palermo in B e vuole ripartire anche Filippo Ranocchia, che dal ritiro a Châtillon confida in una stagione più brillante rispetto a quella andata in archivio, malamente a maggio. La scorsa stagione la giudico sicuramente non all'altezza delle mie aspettative, perché ci sono stati sicuramente molti alti e bassi, sia da parte a livello personale che chiaramente della squadra. Siamo qua appunto, come ho detto, per lavorare, per ripartire, cercando di dimostrare che quello che è successo l'anno scorso non è il nostro reale valore, e anche personalmente il mio. Rosanero che proseguono la preparazione in Valle d'Aosta. Domani altro test amichevole. La formazione di Inzaghi affronterà la nuova Sondrio, compagine di Serie D. Al lavoro le siciliane di Serie C, il Catania a Norcia, il Trapani a Troina e il Siracusa ancora in sede prima di trasferirsi a Canicattini. Intanto restano tutte e 3 attive sul mercato. Francesco Triolo. Il lavoro non manca nel ritiro del Catania a Norcia e neanche l'affetto dei tifosi che hanno raggiunto la località umbra dove i rosazzurri stanno preparando la prossima stagione. Una decina da ogni parte d'Italia già nella giornata di ieri hanno iniziato ad affacciarsi dalle parti degli allenamenti diretti da Mimmo Toscano, che fa sudare tanto la squadra in mattinata concede qualcosa nel pomeriggio come la partitella in famiglia su un campo ridotto, giusto per cominciare a far crescere agonismo e competizione, ma soprattutto per mettere in pratica quanto provato senza avversari nei primi giorni di allenamento tattico. Ancora è tutto in fase embrionale e quindi anche la sgambatura sotto gli occhi del direttore sportivo Ivano Pastore da considerarsi soltanto una parte di allenamento. L'unica novità è quella di Carmelo Forti, il centrocampista classe 2006,
che si è aggregato alla prima squadra. Sul fronte mercato tiene banco il sondaggio che i rossazzurri avrebbero fatto per Tumminello. Serve un'offerta importante, anche se col Crotone si sta discutendo di Peralta, ma il DS Pastore ha nel mirino sempre Vallocchia della Ternana ed è questa quella che viene considerata la priorità in questo momento. A Siracusa si cerca di completare pian piano la rosa. Dopo Iobbe e Farroni, il club è vicino all'ingaggio del difensore Etienne Catena dal Cagliari, ma lo scorso anno in prestito alla Virtus Verona. C'è poi il caso Sus, il difensore argentino aveva salutato ed era pronto ad accettare una ricca offerta della Scafatese, ma il presidente Ricci in conferenza stampa ha annunciato che è ancora contrattualizzato col Siracusa per i prossimi 2 anni ed è pronto a dargli la fascia di capitano. Una situazione ingarbugliata da risolvere per il DS Laneri. Intanto la squadra ha iniziato la preparazione in sede e fra qualche giorno si sposterà in collina a Canicattini Bagni, a 20 km dal capoluogo. Ci fermiamo qui, appuntamento alle 20, grazie per averci seguito, buon pomeriggio.